fronte di un problema concreto, e cioè della presenza di migranti e dell'arrivo di altri migranti a far parte della quota di 5.000 che è stata assegnata al Veneto, noi abbiamo la necessità di individuare disponibilità di accoglienza. 5.000 in Veneto, 882 nella Marca. Sono questi al momento gli unici dati concreti della questione profughi. Oggi l'incontro in prefettura a Venezia, chiesto dal governatore Zaia, alla presenza del responsabile del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno Morcone, al quale il governatore ha ribadito il no della regione a nuovi arrivi. Assolutamente no, ho confermato che noi non abbiamo mai partecipato a nessun accordo e non è volata una mosca, per cui vuol dire che tutti sanno benissimo com'è andata. Quindi diciamo no, perché oggi non abbiamo nessuna certezza. 2 immigrati su 3 non sono profughi, quindi andiamo a ospitare persone che non hanno assolutamente bisogno. Una posizione sostanzialmente contraria anche dai comuni, considerando i dati sulle possibili accoglienze. Su 579 comuni solo 5, forse 4, hanno dato disponibilità a ricevere qualche immigrato. Quindi penso che la comunità di sindaci debba essere difesa fino in fondo e in questo momento non siamo in grado di coordinare alcuna azione. Ricordiamoci che degli immigrati che abbiamo in Veneto 42.000 sono senza lavoro. Presente all'incontro anche il sindaco di Treviso, che invece ha chiesto alla regione di diventare coordinatore dell'emergenza per evitare episodi come quelli accaduti la scorsa settimana. Situazioni come quella che è successa a Treviso, che hanno dormito in 15 nei giardinetti di Montebelluna, oppure quello che è successo qualche tempo prima a Treviso, delle persone che dormivano in corriera davanti alla stazione. Posizioni distinte e distanti e tutto rimandato dopodomani a Roma. Porterò in no la indisponibilità da parte del Veneto, visto e considerato che ne abbiamo già dato, abbiamo l'11% della popolazione veneta che è dato da immigrati. Pensare di dare ancora disponibilità a ospitare cittadini che per 2/3 non sono profughi non ci va bene.